radio. Va ora in onda la rassegna stampa. Come potremmo senza di voi, signori? Mamma mia, è tutto un citofonare già a quest'ora del mattino, gente che passa e ci lascia un cibo, panettoni. Ecco, guarda, c'è Simone 2 che si è conquistato un panettone, ragazzi. È stata dura, è stata dura. Grazie, signor Turati, grazie a Davide, grazie signore che ci chiamano dicendo aspettatemi, arrivo anch'io. Che gentilezza gigantesca, Cosa c'è? Poi è stata dura, Vacca Boy è pieno di avvoltoi qua, tutti andano a farsi panettoni, pandori, è vero, la verità è che è tutto magna, quindi è logico, signori, i vostri pensieri così dolci hanno un successo pazzesco qui a Radio Libertà, e quindi un regista tira l'altro e giustamente ce li tiriamo i vostri panettoni, ma uno per uno non fa male a nessuno. Siamo sicuri che ognuno di noi avrà un panettone. Grazie naturalmente a chi ci passa a salutare a Milano, via Bellerio 41, già a quest'ora del mattino, ma già prima delle 6 c'era qualcuno che lavorava, io, e fino alle 8 di sera siete sicuri di trovare qualcuno se volete visitare la nostra radio, chiaramente mollando giù un panettone o qualche altra cosa di mangereccio, ma anche cose che non si mangiano, quei fogliettini, quei rotolini di carta, danaro, vile danaro per aiutare Radio Libertà a non chiudere, soprattutto che è quel termine che ancora appare su Google. Se tu scrivi Radio Libertà o ancora di più Radio Padania, fin dagli anni 90, quando è nata, veniva fuori Radio Padania chiude, perché era una certa ideologia di sinistra che ci voleva chiusi. Ogni volta lo scriveva qualche quotidiano e quindi doveva essere vero. E invece ci siamo ancora. Certo, ci siamo evoluti come le scimmie. Non siamo più Radio Padania, non siamo più Radio RPL, siamo Radio Libertà. Ma che vi parla? È ancora una volta Sammy Varin, con quasi 50 anni di radio sulle spalle. Non si molla. Il buon mattino, è tempo di rassegna stampa, è tempo di controinformazione, è tempo di ribaltare completamente i quotidiani del mattino. Anche oggi un lavorage, come si dice a Milano, ma ce l'ho fatta per proporvi un prodotto assolutamente diverso da quello delle altre rassegne stampa, perché io vi conosco uno ad uno, so cosa cercate, so quali notizie volete sul tavolo, quali poi potrete approfondire per i fatti vostri alzando il culo e andando in un'edicola e comprando quella cosa che si chiama giornale, oppure certo andando sui vari siti e sbirciando gli approfondimenti qua e là. Prima di tutto il nostro sito, quello di Radio Libertà, perché a proposito di controinformazione, ragazzi, qua si dice è quello che gli altri non possono o non vogliono dire. Giovanni Sallusti, nostro direttore, apre con: il carrozzone del partito islamico si sta mangiando la sinistra. Ditemi se mai un giornale o un telegiornale ha detto roba del genere. Sta nascendo, lo sapete, è già nato il partito islamico e come alleato ci sarà la sinistra. Su questo non ci piove, lo abbiamo capito, ma anche quelli più ben pensanti con la puzzetta sotto il naso più puzzosa possibile lo hanno capito. E che però si stia mangiando la sinistra, ragazzi, e c'è da avere paura, cioè vuol dire che saranno loro a comandare la sinistra. Tan, da, da, da. Solo per questa informazione che vi dà il sito radiolibertà.net merita una sbirciatina. Poi chiaro, c'è la rassegna stampa di Sammy Varin con le notizie secondo me più potenti della giornata, quindi ora del pomeriggio fatevi un giro sul sito radiolibertà.net, perché scoprite anche quella che è la mia rassegna stampa e scoprite anche gli interventi che ci sono stati in mattinata da parte del nostro condirettore Giulio Cainarca. Vi dicevo di
Sallusti, ma anche delle altre trasmissioni che si susseguono nel corso della giornata, c'è sempre un articolo riservato a ogni ospite, a ogni conduttore, compreso il grandissimo Borgonovo. Il vice direttore della Verità sta facendo una trasmissione qui su Radio Libertà ogni martedì e ogni giovedì alle ore 13. Ci sono poi varie repliche nel corso della giornata e del weekend, ma trovate il resoconto sempre qui sul sito di Radio Libertà. Chiaramente io adesso schiaccio questo bottoncino che si chiama Dona Ora e che significa che se avete 5 euro, eccoli lì i registi che mi guardano affamati di panettoni, ancora ne volete, se avete mangiati il tuo pistacchio, l'hai mangiato il panettone al pistacchio? Hai già mangiato? A tutto se le mangia, cioè, l'ha solo assaggiato. Se chiaramente avete quei 5 euro che avanzano, lo sapete, attraverso una carta di credito o un bonifico potete aiutare la nostra redazione a essere un po' più allegra la mattina, perché ci sono di quei musoni quando scendono le scale, sempre che riescano a scenderle, perché poi qui abbiamo anche infortunati, gente che gioca a tennis, si stira i muscoli, chiaramente non sono io, non guardate me, io stiro e ammiro, lavo, uso lavatrice e lavastoviglie, sono responsabile. La mia lavatrice, ragazzi, l'ho comprata nuova. Ho la nuova lavatrice per una settimana, ero come un barbone ogni 2-3 giorni lì nei lava automatici, no? Mi spogliavo come faceva Nick Cayman tanti anni fa e mettevo dentro la roba da lavare con l'asciura che mi guardava. Finalmente abbiamo comprato con 29 rate e mezzo una lavatrice nuova e che roba stupenda, dialogare con l'elettronica delle lavatrici di oggi. Non ti parlano neanche, non ti cagano, fanno tutto loro. Cioè tu guardi la lavatrice e lei parte. Tu la guardi e lei capisce quello che gli vuoi dire. Lasciamo stare, che non comprate lavatrici nuove, restate su quelle vecchie, che quando proprio muore, e che fai? La seppellisci? Sì, però bisogna prenderne un'altra. Ok, vi stavo dicendo, sì, Dona Ora, il sito, così donate 5 euro a Radio Libertà, ma per quelli che odiano giustamente tutto ciò che è elettronico e che è internet, uscite di casa, andate in posta, prendete uno di quei moduli bianchi per il conto corrente postale e fateci una donazione attraverso il conto corrente postale 37671294. Ragazzi, allora, io faccio radio dal 1983 professionalmente, ho iniziato nel 77 quando avevo 11 anni e già a quei tempi mi ricordo chiedevo soldi per radio. No, non è vero, dai, dicevo, ma questo c'ha proprio una deviazione. No, per dire che siamo noi veri comunicatori, capisci? Cioè, è qua, è il fatto che siamo ancora qua. Vi siete mai chiesti perché Sammy Varin è ancora qua? Bella domanda, Lo so che me la potete anche rigirare la frittata. C'è un motivo, perché siamo l'ultima radio rimasta ancora libera. Guarda che non è una pirlata, te lo giuro. Qui si può fare quello che si vuole. Oddio, non guardo i nostri registi Simone 1, Simone 2 perché effettivamente siete la fotografia di quello che è. Beh, il massimo è stato ieri Francesco, appunto, che mi sono alzato e sono andato a bussargli sul testone perché altrimenti non mi ascoltava. E questo mi succede anche a casa, ragazzi, con mia moglie, con i miei figli. E non dovevo dire questa cosa, però alla fine l'ho detta, vedi? Sono qua da voi perché siete gli unici che mi ascoltano, almeno, ma non parlo con voi registi, parlo con gli ascoltatori. Cioè adesso si stanno dando lui non ti ascolta, no? Sono gli ascoltatori che mi ascoltate, ascoltatori.
stanno già cambiando radio pure loro. No, è che poi si perde la concentrazione. Io capisco, Francesco, che li busso sul testone, ma anche voi, perché dopo un po' che uno parla, dici, ma questo va avanti a parlare, non doveva fare una rassegna stampa. Ok, chiudo tutto, basta, non vi dico neanche, mi sono offeso, neanche il numero del conto corrente postale, non ve lo dico, andatevelo a cercare sul sito radiolibertà.net, 37671294. Cosa sto a dirvelo? 37671294. Sono offeso. Conto corrente postale di Radio Libertà, chiaramente contributo volontario. Non me l'aspettavo da voi. 37671294. Andate a quel paese. Parto dal quotidiano. Quale vado? Da quello di riferimento, direi, anche perché ne parleremo questa mattina, avremo alle 11 un parlamentare molto importante su questo argomento che la Lega sta portando avanti. Il Manifesto, quotidiano comunista, apre questa mattina con, attenzione, papà non vuole. Chiaramente, ormai le nostre famiglie sono tutte matriarcali al 101%, no, non viene assunto qui in Bellerio se non hai la prova che la tua famiglia sia patriarcale. Bene, il Manifesto, con la foto di una lezione in classe sul sesso, sull'educazione sessuale, mette in prima pagina papà non vuole. Perché? Perché ieri la Camera ha approvato il DDL sul consenso informato. Attenzione, non è quello della donna che fa l'amore con l'uomo e che gli deve dare consenso. Campacavallo che quello glielo facciamo approvare. Non è ben chiaro, non si capisce bene sta cosa. È una frittata girata male. No, si parla del consenso, quello che deve arrivare a noi genitori, che diamo il permesso di svolgere in classe determinate lezioni. Papà non vuole significa che se noi genitori non diamo il consenso, non vogliamo in classe certa gente che parli di educazione sessuale. Il Manifesto la mette giù così: senza il consenso dei genitori, vietato parlare a scuola di relazioni sessuali e affettive. Ve lo dico subito, non è vero. Poi alle 11 viene Rossano Sasso, ne parliamo con lui in diretta. Nei licei compaiono liste degli stupri e la Camera approva la legge oscurantista di Valditara. Quindi loro collegano questa cosa alla lista degli stupri. La famiglia innanzitutto, esulta la destra, le aule non sono circoli transfemministi. E siamo già gentili, perché forse non lo avete capito, ma questi invitavano in aula gente molto improbabile che spiegava l'educazione sessuale ai nostri figli. Papà non vuole, quindi questo è il titolo che fa subito polemica sul quotidiano Il Manifesto, ma ribadisco e discorriva alle 11 di questa mattina arriva l'onorevole Rossano Sasso, che ci ha scritto pure un libro che sarebbe un bel regalo per Natale: Il gender esiste, giù le mani dai nostri figli. Se siete indecisi, vedi subito Simone 1 è già lì pronto a ordinarlo. Perché? Perché è un bel regalo di Natale. Molto originale, siete sicuri che non ce l'hanno? Perché fa parte di quella stampa, insomma, che non si può pubblicizzare apertamente. Cioè, non troverete mai la pubblicità sul Corriere della Sera o sulle grosse e grasse reti, capito? Cercatelo su Amazon. Il gender esiste, giù le mani dai nostri figli. Ve lo dice uno che faceva, cioè fine anni 90, primi anni 2000, una trasmissione che si chiamava Pomeriggio Gender. Se non ci credi, Simone 2, se hai voglia, cerca in redazione, adesso ti metto alla prova, vediamo se è più sveglio di Francesco. È una prova difficile, anzi facilissima direi. Allora tu cerchi in redazione Sammy trattino Pomeriggio Gender. Ok? In redazione chiaramente devi andare sulla regia automatica e troverai me.
Troverai il mondo di Sammy Varin degli anni passati, con sigle di ogni tipo di trasmissioni, anche queste piuttosto improbabili, che conducevo su questa emittente, e quella era la sigla del pomeriggio gender che conducevo forse 10-15 anni fa su queste frequenze, quando mi era arrivata la notizia che stavano portando avanti questa cosa per cui non sei maschio se hai il pistolino, non sei femmina se hai la farfallina, ma dipende come ti senti, ok? E allora io cominciai a fare dei pomeriggi, passando ore e ore parlando con voi ascoltatori, spiegando queste cose, e mi prendevano per pazzo, ma anche gli stessi esponenti della Lega mi prendevano per pazzo. Chiaramente poi tutto si è avverato, perché mago Varin. Stiamo perdendo tempo, la domanda è sì, però vi ho letto il quotidiano Il Manifesto proprio perché vi inserirà nell'argomento principale di questa mattina, e quindi il consenso informato a noi genitori che deve arrivare se volete che si parli di sesso in classe, e questo va bene, ma soprattutto se volete che quegli esponenti vengano nella classe dei vostri figli o nipoti per parlare di sesso. Cambiamo argomento, quotidiano Libero, signori. Oggi parto da Libero perché è l'unico che emette il cavo dragone. Cavo, sembra, sai quelli, cavo, non è caro dragone. Stai ancora cercando pomeriggio, ma lo devi cercare nella regia, che non lo devi cercare, la devi cercare lì. Reda, dagli una mano, oh, ragazzi, qui proprio c'è un muro fatto di panettoni tra Simone 1 e Simone 2, redazione Sammy trattino pomeriggio gender, e sono sicuro che lo potete trovare, nonostante chiaramente le difficoltà dell'esistenza che io pongo, mettendo anche, sai, magari degli asterischi, delle cose, eccetera. Gran pasticcio alla NATO, scrive Libero, ammiraglio indietro tutta. È l'unico che ha coraggio, Libero, di mettere proprio in prima pagina la figuraccia, possiamo dirlo che è una figuraccia, che ha fatto Cavo Dragone. Ce ne sono tre, sono le sigle del pomeriggio gender. E allora partiamo dalla numero 1, dai, faccela sentire, dai. E la sta cercando, dategli tempo, deve caricarla, schiacciare play, state lì sempre, arriva, eccola. Hai capito? Tira su. Radio Padania Libera. C'è capite? Facci sentire anche quell'altra, ragazzi. Le sigle di pomeriggio gender su Radio Padania Libera. Questa è storia. Noi eravamo avanti. Gender pomeriggio a Radio Padania Libera. Ma quanto ce lo avevamo duro a quei tempi, politicamente, of course, cioè lanciavamo degli argomenti sconosciuti da tutti. Ultima sigla, sentila. Pomeriggio gender a Radio Padania Libera forever. Pomeriggio gender. Capite, signori, Sammy Varin cosa conduceva 10-15 anni fa su queste frequenze, quando il gender era una parola che nessuno pronunciava e si aveva quasi timore reverenziale, culturale di dire una cosa del genere perché non la si conosceva. Noi ve l'abbiamo messa sul tavolo, nel piatto, nell'altoparlante della vostra radiolina, quando ancora ci chiamavamo Radio Padania Libera, che era un nome altrettanto pericoloso. L'abbiamo dovuto cambiare e chiamare in un altro modo questa radio, perché altrimenti non solo ci mettevano i bastoni tra le ruote, ma ci chiudevano proprio.
Te l'ho detto, se tu scrivi Radio Padania su Google, da 20 anni c'è scritto Radio Padania, chiude, viene fuori subito. Allora, che abbiamo fatto? Abbiamo cambiato nome, abbiamo detto, bene, ci chiamiamo Radio Libertà, siamo un'altra cosa, ma siamo sempre noi, ci siamo evoluti come le scimmie, ma parliamo a quegli ascoltatori che sono insoddisfatti dell'informazione di oggi, di queste incredibili cose per cui si cambia casacca da un mese all'altro, ci sono imprenditori facoltosi. Ora Mago Varin vi dice che sta per accadere qualche altra cosa, c'è qualcun altro che sta per comprare importanti testate, bada ben, per formare un nuovo impero? Non lo so, ma per scombussolare ulteriormente il panorama dell'informazione. Bene, apro il mio studio di cartomanzia e qui se volete darmi una mano, Simone 1, Simone 2, sapete giocare a carte? Giochiamo! Sto scherzando, però mercoledì prossimo arriva Deborah Bellotti, signora delle stelle, la intervistiamo sul futuro. Libero, dicevo, perché questa è una rassegna stampa, è vero, ammiraglio indietro tutto. Scrive il Libero, Cavo Dragone è costretto a rimangiarsi le frasi su un attacco preventivo alla Russia, capito? Cioè prima hanno detto ma no, una questione di traduzione eccetera, adesso invece si rimangia tutto quanto dicendo siamo un'alleanza difensiva, e comunque continua a non trovare interviste di questo Cavo Dragone che era stato zitto finora, poteva starsene ancora zitto, e Meloni lo striglia. È tempo di pesare le parole, ha detto ieri la Meloni. Sappiatelo, siamo sul quotidiano Libero. Censurano i libri di destra ma pubblicano Stalin. Eccolo qua, l'incredibile campagna degli autori rossi. Il libro rosso di Stalin, storia, politica, rivoluzione, opere scelte del padre del socialismo sovietico, a cura di Cristiano Armati, con uno scritto introduttivo di Sandro Pertini, ragazzi, che è ancora vivo tra noi. Bene, e pubblicano Stalin a questo evento che uno dice ma cosa ce ne frega? E la polemica è anche questa. Se a un evento vogliono censurare libri di destra, editori di destra, invece quelli di sinistra hanno sempre le porte aperte. È una polemica importante che fa sempre parte poi di quella cultura e di quel modo di fare informazione che ci ha obbligato a cambiare nome ai tempi di Radio Padania Libera. Capito mi hai? Sono su Libero? Oggi ci resto su Libero e vi porto subito all'interno perché a proposito di questa frase, insomma, è il vertice dell'Alleanza Atlantica con Cavo Dragone, presidente del Comitato Militare NATO, ha fatto dietro fronte, ammiraglio indietro tutta, scrive Libero, siamo a pagina 2, la NATO vuole difendersi, non attaccare la Russia. Meloni misuri le parole. Cavo Dragone è convinto a rimangiarsi le frasi che avevano fatto infuriare Putin. Tajani, davanti alle minacce ibride dobbiamo saperci proteggere e quindi lo sapete, vi farà mettere l'elmetto a tutti voi. Sotto i 60, sotto i 60 va bene, ok. Il Premier, continuiamo a lavorare alla pace giusta, sostenibile e duratura, assolutamente. Queste sono le frasi bellissime che diciamo dall'inizio che bisogna assolutamente dire. Poi non sarà così, ma noi non ci possono dire che non li abbiamo dette, capito? Assolutamente. L'Europa non sa più come trovare i soldi. A proposito, se avete soldi fateli sparire perché questi ve li vengono a pigliare. Von der Leyen spinge per utilizzare i fondi congelati di Mosca, ma è una corsa a ostacoli. Addirittura, qui non ne parla, ma ne parlano gli altri quotidiani, la Lega dice ridiamoglieli ai russi. Trump, Putin vuole la fine della guerra e il ritorno alla vita normale. Oggi ne parla il quotidiano Libero, ma subito dopo appunto arriva l'assurdo stop della BCE sull'oro di Banca Italia. A proposito di soldi, Francoforte ha bocciato l'emendamento di Fratelli d'Italia
che sancisce che i 274 miliardi di euro di metallo giallo detenuti da Via Nazionale appartengano al popolo, quindi non appartengono al popolo. Alto là della BCE sull'emendamento di Fratelli d'Italia sulle riserve dell'oro di Banca Italia, ma il partito della Premier sembra al momento determinato ad andare dritto per ribadire il concetto che le riserve sono del popolo italiano. Sandro Iacometti ve lo scrive a pagina 4 del quotidiano Libero e ne parla in maniera approfondita, ricordando anche che i gufi devono starsene zitti e buoni perché lo spread BTP Bond ai minimi dal 2009 è ok e i mercati danno fiducia al governo. Il differenziale di rendimento tra i titoli decennali e quelli tedeschi scende sotto quota 70 punti. La stabilità politica crea scenario favorevole all'economia. Fatto sta che da una parte la Germania che va peggio di noi, dall'altra parte l'Italia che con questo governo incute fiducia, trasmette fiducia e la situazione economica è delle migliori. State meglio? Siete contenti? No. E beh, arriverà anche la contentezza, la felicità, volete tutto subito? Cacchio ragazzi, pagina 5 signori. Un'altra buona notizia sul Libero che voglio darvi in anteprima perché ancora non è stato deciso, ma la via è quella lì. Primo sì in Unione Europea alla lista dei paesi sicuri. Asse tra destra e PPE per accelerare i rimpatri. Ragazzi, dai che ce la facciamo. Siamo convinti che il PPE stia dalla nostra parte? No, mi fa molta paura. Però se c'è un asse, ragazzi, chiediamo all'asse di resistere ancora un po'. Nell'elenco ci sarebbero Egitto, Bangladesh, Marocco, Tunisia, tutti bei paesi di cui siamo pieni di rappresentanti e li rimandiamo a casa se non fanno i bravi. Strumento adeguato per gestire i flussi, ha detto Fratelli d'Italia. Insomma, è arrivato il primo sì del Parlamento europeo alla lista dei paesi sicuri per i rimpatri degli immigrati clandestini, uno strumento che dovrebbe accelerare le espulsioni come chiesto a gran voce dal governo italiano di centrodestra, anche per rilanciare i famosi centri migranti aperti in Albania, che ce ne vergogniamo un po', non ne parliamo infatti, ma sono ancora vuoti. Giro la pagina 8, e ci dispiace un po' questa cosa, perché non era proprio antipaticissima, solo un pochino. Via, sto scherzando, via l'immunità alla Moretti. La Dem ora rischia grosso, insomma, ne hanno arrestata una, l'hanno subito liberata e adesso è sparita l'immunità a quell'altra, riesplode il Qatar Gate. La commissione Iuri vota per togliere le guarentigie all'europarlamentare, salva la Gualmini, voto finale il 15, rispetto alla Salis 2 pesi e 2 misure. Fatto sta che ieri la commissione giuridica dell'Eurocamera ha approvato la richiesta della procura belga di revocare l'immunità parlamentare ad Alessandra Moretti. La procura di Bruxelles aveva inoltrato le richieste a marzo, le 2 eurodeputate si erano autosospese dal gruppo parlamentare Socialisti e Democratici, ma non da ruolo. Il Qatar Gate era scoppiato il 9 dicembre 2022 su presunti regali, mazzette e favori elargiti dal Qatar, Marocco e altri paesi in cambio della difesa di queste nazioni durante votazioni o relazioni. Chiaramente, lo avete capito, questi cercano di entrare a casa nostra in tutti i modi, o in questi o comprando interi quartieri di Milano o offrendosi di aggiustare la scala di Calatrava a Venezia. Te lo aggiusto io faccio tutto bene, pago io, e poi chiaramente se ti chiedono la moschea che fai? Gli dici di no? Io non dico niente, però ragazzi miei, ci stanno comprando, poi chiaramente quando c'è il Ramadan tutti quanti giù a festeggiare in centro Milano, una bella tavolata con il sindaco e con tutti questi
Tizi. Mogherini rilasciata, ma la sua posizione critica, indagata per frode e corruzione, Sannino si dimette, ieri l'interrogatorio fiume per la rettrice del Collegio d'Europa, al centro i 990.000 euro per l'Accademia dei Diplomatici, ne parla Elisa Calessi oggi sul quotidiano Libero, che stiamo esplorando perché per me è uno di quelli più ricchi. Sappiate che a proposito di PD, non l'abbiamo detto ma questi erano esponenti del PD, guai romani per Elli, scrive a pagina 9 Libero, nel PD del Lazio si indaga per tangenti. Accusato l'imprenditore Pellegrini, avrebbe dato ai Dem 300.000 euro per controlli leggeri sulle asfaltature. Paginone anche sui mezzi pubblici di Roma, sempre in ritardo l'ATAC di Gualtieri costretta ai rimborsi, ma adesso arriveranno i rimborsi anche se fate una coda in autostrada, ne parliamo tra pochissimo. E poi Firenze che è la città litigio al momento. A Firenze la sinistra litiga su Albanese, poi rinvia il voto sulla cittadinanza, mentre Bologna gliela dà la cittadinanza onoraria a Francesca Albanese, ma ci mancherebbe altro, una così brava persona, dice cose eleganti e intelligenti. A Firenze, dopo il secco no del sindaco Dem Sara Funaro, in commissione non ci sono i numeri per approvare la risoluzione, i suoi messaggi portano a dividere invece che unire, fatto sta che è tutto rimandato e ragazzi miei, volano gli stracci a Firenze. Mai come la vicenda di Rami. Signori, ci arrivo tra poco dopo la pausa musicale. I magistrati all'assalto dell'Arma hanno deciso di indagare 7 carabinieri. Ne parliamo tra pochissimo. Il tempo della canzone indipendente, ogni mezz'ora un artista sconosciuto ma bravissimo. Oggi abbiamo il Guardiano del Faro con Cece. Non sapete chi è? Ve lo spiego tra poco. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Your eyes tell the world a story of life, the ups and downs and glory, and the heartbreak is written on the pages of time. Yeah, your hands are reaching for a new start, for somebody to hold on to, for somebody you can turn to. In my mind, I hear a million voices, and they all say love just falls out of the blue. And they all say love will hurt, but shine on through. To you, your love, it's a light on the horizon. It's a beacon in my heart. My heart, keep on shining to find someone is a dream. In my mind, I hear a million voices, and they all say love just falls out of the blue.
And they all say love will hurt, but shine on through to you. Your hands are reaching for a new start, for somebody to hold on to. Yeah, just keep on shining to find someone you love is a dream. Oh yeah, I hear a million voices. Cioè io farei una radio solo di queste canzoni praticamente, capito? Roba buona, oh! È il Guardiano del Faro, lo stiamo rispolverando, questo è uno degli album più recenti, sapete che ha ricominciato a suonare e a volte anche a cantare, questo storico artista anni 70-80. Bene, in uno degli ultimi album c'è anche questa Million Voices con Federico Monti Arduini, il Guardiano del Faro, insieme a altri artisti più o meno famosi, quasi tutti meno famosi, ma pazzeschi. Questo è Cece Rogers, cantante e musicista statunitense, leggenda, battezzato Cece dal capostipite del soul, un certo James Brown, non so se lo conoscete, e ragazzi che voce che non ha, Cece Rogers, A Million Voices, nell'album di qualche anno fa del Guardiano del Faro, che noi teniamo d'occhio, anzi d'orecchio, caro Federico, perché sappiamo che stai per uscire con una nuova produzione e quindi teniamo al caldo i nostri ascoltatori. Intanto, a proposito di tenervi al caldo, ragazzi, non ho ricordato il nostro numero di WhatsApp, perché potete controllare ogni frase che Sammy Varin dice e commentarla inviando un messaggio WhatsApp al 340 67 09 659, e questo lo potete fare veramente in qualunque momento del giorno o della notte, perché il primo speaker, il primo giornalista che arriva in diretta legge il vostro messaggio. Nel caso della rassegna stampa, se mi seguite tra le 7:30 e le 9:30 e poi ancora dalle 10 alle 11, ma anche se ascoltate la replica serale o se siete su Facebook, su YouTube e mi state guardando nel pomeriggio, potete tranquillamente inviare un vostro messaggio commentando la notizia che più vi ha fatto balzar sul divano, inviando un WhatsApp al 340 6709 659, e siete sicuri che quello che sta in diretta subito vi dice qualcosa. Grazie a chi mi fa il tifo e altre malattie contagiose. Maurizio, grazie. 10 minuti già persi. Ci sei? Posso venire io a condurre la rassegna stampa? Gratis, anzi pago i 5 euro ogni mattina. Marco, non mi fare questa è un'offerta sessuale, direi quasi, Ci stanno comprando per tu non vai a messa, magari in vetu sordo la messa vera. Marco, mi parli difficile, io non so, sei un elettore del PD, parli in una maniera che io non comprendo, però ti amiamo lo stesso. Sbagliato. No che li rimandiamo a casa se delinquono, li rimandiamo a casa senza se, senza ma, scrive un altro Marco, faceva la collezione di Marco, sei un po' esagerato, però chi rispetta la nostra tradizione e soprattutto le nostre leggi ha diritto, secondo me, di stare con noi, che a me piace pure. Comunque a volte mi capita, voi dite, ma va, lo fa anche Sammy Varin, di parlare con persone che arrivano da altri paesi del mondo
Ed è bello scoprire comunque quello che facevano a casa loro e che, cioè, quello che non facevano a casa loro e che adesso fanno qua da noi. Va bene, non entriamo nei particolari, lascia sta, Semmi, lascia sta, nella vita si può fare anche dell'altro, tipo proseguire la rassegna stampa, poi lo sapete, ogni mezz'ora io leggo qualche vostro pensiero. Dicevo, pagina 17 di Libero, e questa ci fa cadere dal pero questa notizia. 7 carabinieri verso il processo, Rami magistrati all'assalto dell'arma. Paginone oggi sul Libero e su pochi altri quotidiani. Accusa di omicidio stradale e lesioni per il militare che inseguiva il T-Max, il famoso motorino che non era tanto motorino. La procura dice che è stato imprudente. Matteo Salvini, leader della Lega, dice: carabinieri a processo per la morte di Rami, un'altra richiesta vergognosa. Riforma della giustizia? Sì, grazie. Massimo Sanvito è quello che ha più spazio, il quotidiano Libero, su questo argomento, per quello che ve lo leggo. La notizia danzava nell'aria, ma la doccia per l'arma è comunque gelata. La procura di Milano ha chiuso le indagini per la seconda volta e per il vice brigadiere della radiomobile alla guida della Giulietta lanciata all'inseguimento del T-Max con a bordo Fares e Rami non solo è stata confermata l'accusa di omicidio stradale, ma si è aggiunta anche quella di lesioni. A Fares furono refertati più di 40 giorni di prognosi per le fratture di mandibola e mascella. Altri 6 carabinieri poi rischiano di andare a processo per i fatti di quella maledetta notte milanese, cominciata nella movida di via Rosales e conclusa all'angolo tra via Ripamonti e via 40, nella banlieue del Corvetto, con la morte di Rami. Il commento di Pietro Senaldi si chiama L'assist dei PM ai Maranza. È un esempio poi che questi ti seguono, chiaramente, già è successo. Se la polizia vi ferma, scappate. È difficile aumentare la percezione di sicurezza dei cittadini in un paese dove i carabinieri che inseguono chi non si ferma a un posto di blocco vengono processati. Ed è difficile dare la colpa di questo al governo se a chiedere l'incriminazione degli agenti sono i PM. Ogni riferimento alla richiesta della Procura di Milano di processare per omicidio stradale il carabiniere che guidava l'auto lanciata all'inseguimento di Rami, Alghen, Fare e Buzidi nella notte del 24 novembre 2024 è non causale, non casuale, forse voleva anche scrivere. Secondo il codice penale, all'articolo 589 bis, perché ci sia l'omicidio stradale devono concorrere 2 elementi. Il primo è che il decesso sia stato provocato non volontariamente, ma in seguito a un comportamento colposo, quindi per negligenza, imprudenza o imperizia di chi ha agito. Il secondo è che l'autore abbia violato le norme del codice della strada. Di fatto l'omicidio stradale è una variante dell'omicidio colposo, più grave però, visto che uno è punito con la reclusione da 2 a 7 anni, mentre l'altro con quella da 6 mesi a 5 anni. Secondo il quadro tracciato dai PM, pertanto, il carabiniere che ha inseguito i ragazzi ha una forte responsabilità nella morte di Rami, equiparabile a quella che il fuggitivo Fares ha. Sul giovane che guidava lo scooter a più di 100 all'ora in contromano e senza rispettare la segnaletica e ha messo a rischio, oltre la vita dell'amico, la propria, quelle dei passanti delle forze dell'ordine, pende infatti la medesima richiesta d'accusa che grava sull'agente. Il carabiniere però, nella visione della procura, è ancora più responsabile di Buzidi, infatti deve pagare anche per lesioni gravi che il giovane si è procurato schiantandosi contro un palo a tutta velocità. Qui mi fermo perché se no mi arrabbio, ma l'articolone prosegue del consiglio del Semivarin trovare oggi il quotidiano Libero, perché poi si parla appunto di un esempio per tutti Maranza, cosa fare in futuro, ve lo dice questa sentenza. Chiaramente si sente anche poi Matteo Salvini che dice riforma della giustizia, sì grazie, dai PM uno schiaffo a chi protegge i cittadini.
Si cambia di nuovo argomento, signori. Ve l'ho detto, Libero oggi è ricchissimo e vi metto sul tavolo tante situazioni interessanti. Forse la più potente e bella notizia del giorno è che dal 2026, tra l'anno prossimo, ormai ci siamo, è qua, dal 2026 scattano i rimborsi se rimanete bloccati in autostrada. Approvata la norma, in vigore dal 1 gennaio. In caso di ritardi provocati da cantieri e conseguenti rallentamenti, si potrà chiedere un risarcimento per mezzo di un'app scaricabile sul smartphone. Ti spiegano anche come funziona, è abbastanza semplice, peccato che ancora non si conosca il nome dell'app, ma salterà fuori. L'entità dei rimborsi varia a seconda della lunghezza del percorso, dei tempi di percorrenza. L'indennizzo non sarà dovuto in caso di cantieri d'emergenza dovuti ad esempio a un incidente o a eventi meteo, però se c'è il cantiere lì da un mese e ogni volta ci sono code mostruose, se ci passate vi indennizzano quasi completamente il prezzo dell'autostrada. E non solo, anche qualcosa in più. Dovete farci un giro, pagina 19 del quotidiano Libero. Su Libero Pensiero, a pagina 26, il risveglio cattolico per fermare l'incubo woke. Se ne parla poco e ancora non lo ricordiamo quasi più. Charlie Kirk. Negli Stati Uniti la reazione alla cancel culture di stampo liberale protestante parte da un'orgogliosa riscoperta spirituale che forse sta avvenendo anche qua in Italia, ragazzi miei. Bene, oggi c'è un paginone a pagina 26 di Libero con l'America da De Maistre a Charlie Kirk, che è diventato il primo martire, il modello di cristiano che ama e perdona. Fatemi un giro sui social, su Instagram soprattutto, perché stanno ripubblicando un po' tutti i discorsi che Kirk faceva con i cittadini, quasi sempre giovanissimi, e sono interessantissimi, davvero. A Milano, solo un saltino per aggiornarvi, che succede sul campo viabilità. Arrivano i cordoli antiparcheggio, l'ennesima crociata contro le auto. Questa volta parte dal municipio 1, 50 posti auto spariti sotto gli alberi e si proseguirà anche in altre zone, con il PD che festeggia chiaramente ore e ore per trovare un parcheggio a Milano. Se non ci credete, fateci un giro per caso. L'ultima segnalazione dal Libero, che quasi non fa più notizia ma ci fa incazzare di brutto a noi della Lega e a voi che ascoltate questa radio perché volete sentirle queste notizie. Altra scuola che rimuove Gesù dal canto di Natale dei bimbi in nome del politicamente corretto. Pagina 34 di Libero. I docenti cambiano l'ultimo verso di una celebre melodia dello Zecchino d'Oro, signori, a Castel Goffredo, in provincia di Mantova. Insorgono le famiglie, la Lega dice così si calpestano le nostre radici e tradizioni. Vergogna, vergogna, vergogna. Vado sul quotidiano Il Corriere. NATO e UE, il muro anti-Putin. Terminato il vertice con i ministri degli esteri dell'alleanza, il segretario generale della NATO Rutte ha elogiato lo sforzo americano per arrivare alla pace in Ucraina. È un bene che il processo sia in corso. Solo gli USA sotto la guida del presidente Trump potevano interrompere lo stallo. Poi ha alzato un muro contro Putin, ma se non ci saranno risultati è essenziale che le armi continuino a giungere in Ucraina e che le sanzioni economiche imposte alla Russia continuino a mordere. Insomma, NATO pronta a tutto. E intanto Bruxelles vota lo stop al gas di Mosca. Sì, ma noi le diamo le armi oppure no? Ci arriviamo, assolutamente sì. Di spalla è un pochettino in piccolo perché un pochino si vergogna anche il Corriere a dire una notizia così bella. Lo spread scende sotto quota 70, mai così dal 2009.
La brutta cronaca, picchiata a morte in casa, caccia al marito in fuga. Sadie Mugia, 49 anni, è stata trovata senza vita sul letto nella sua abitazione di Pianello Vallesina, a Ancona. Ad avvisare i carabinieri, il datore di lavoro allarmato per il ritardo. Si cerca il marito, un operaio cinquantenne che l'estate scorsa aveva patteggiato 10 mesi ed era tornato a vivere con la vittima dopo che in aprile era stato arrestato per averla rincorsa con un'ascia. Prima pagina del Corriere, ve la liquido così, ma entro subito immediatamente sul quotidiano di via Solferino. La pagina interna, pagina 12, è riservata proprio all'economia, con lo spread che scende sotto quota 70, livello mai così basso dal 2009. Meloni, restituita credibilità al paese. La tenuta dei conti pubblici si deve alla serietà. Le domande e le risposte. Che cosa cambia per i BTP e quanto si risparmia nella spesa per interessi sul debito pubblico? L'ipotesi di minori uscite per 17 miliardi in 5 anni. Se volete maggiori informazioni, paginone oggi sul quotidiano Il Corriere, con lo spread che scende incredibilmente. Che cosa cambia per i BTP? Si ritorna sul caso albanese, o se preferite sul caos albanese. Firenze si ferma e Prodi che dice: Bologna non perseveri. Ragazzi, Prodi dà consigli alla sua città. Il comune toscano congela la cittadinanza, si voterà un testo sul suo operato, ma insomma, l'ex premier, padre nobile del centro-sinistra Romano Prodi, dopo le sollecitazioni già avanzate dall'ex sindaco Merola, dall'ex governatore Stefano Bonaccini, dice: perseverare è diabolico, albanese persevera, il comune di Bologna non faccia altrettanto. Ecco la battuta di Romano Prodi. E chiaramente, dopo che Prodi dice una roba del genere, vuoi che il sindaco di Bologna prosegua a dare la cittadinanza onoraria a questa signora? Lite sul presepio a Genova, il centrodestra contro il trasloco del presepio dal comune e la Salis che pare fare retromarcia dicendo è nella sede storica. Insomma, pare, signori, che Picciu, lo spirito del Natale stia infiammando gli animi a Palazzo Tursi, sede del comune di Genova, dove la sindaca Silvia Salis si è ritrovata a gestire l'attacco dell'opposizione sull'assenza del presepe nell'atrio del comune, e pare che stia facendo marcia indietro. C'è solo un riquadretto sul Corriere, però vi lascio nel dubbio, perché poi più avanti scopriamo cos'altro c'è. Vi porto a questa pagina, che è la pagina numero 14 del Corriere, perché a me interessa, e sono certo interessa anche a voi, l'articolo di Cesare Zapperi su Zaia, che potrebbe divenire referente per il Nord. La spinta della Lega Lombarda, scrive oggi il Corriere. Dopo la raccolta firme a Brescia, la proposta arriva al partito. Il governatore Fontana, ipotesi di grande significato. Signori, sentite qua, sono boatos chiaramente, però fanno capire dove sta andando la Lega, quella dei territori, quella delle tradizioni, quella che parla tutti i dialetti d'Italia, dal bergamasco al siciliano, perché è la lingua dei nostri genitori, dei nostri nonni, del nostro cuore. Nata come appello al segretario federale Matteo Salvini per la nomina di Luca Zaia a referente del Nord, l'iniziativa lanciata dal segretario della sezione leghista di Brescia Città, Michele Maggi, rischia di diventare un atto ufficiale della Lega Lombarda. La raccolta firme partita dal basso, che si sta allargando in altri territori della regione, sarà al centro del confronto del Consiglio direttivo della Lega Lombarda il prossimo 11 dicembre. Il segretario Massimiliano Romeo l'ha messa all'ordine
all'ordine del giorno, perché vuole capire se è condivisa anche dalle strutture del partito e se può diventare una richiesta ufficiale da rivolgere al segretario federale. Di sicuro l'ipotesi piace al presidente leghista della regione Lombardia. Sono una persona che ritiene che si debbano sempre valorizzare le richieste, le esperienze, le proposte che vengono dal territorio, ha spiegato Attilio Fontana ieri mattina, e quindi anche questa è una richiesta, una proposta del territorio che penso debba essere esaminata, valorizzata, capita. Credo che su questo si possa fare qualche discussione. L'appuntamento c'è ed è quello in sede di partito dell'11 dicembre convocato da Romeo. Il presidente lombardo non fa esplicitamente il nome di Luca Zaia, ma si dice convinto che la strada sia già tracciata perché non inedita in casa leghista. È anche un'ipotesi che ha un grande significato, perché come è stato nominato per il Sud, credo che altrettanto e forse a maggior ragione debba essere nominato per il Nord. Il nome del presidente uscente del Veneto, uscito trionfalmente dalle elezioni, che lo hanno visto raccogliere oltre 300.000 preferenze in Veneto, è il nome più gettonato, se non quello obbligato, visto anche che al momento ha un solo impegno istituzionale, quello da consigliere regionale, che non dovrebbe impegnarlo più di tanto. Lui stesso, l'indomani del voto, Zaia, aveva detto: adesso che ho più tempo a disposizione mi dedicherò al partito. Per ora quindi Zaia sta alla finestra, anche se viene tenuto costantemente informato sull'evolversi della raccolta firma e per farlo diventare referente per il Nord. I promotori si attendono un cenno di riscontro, l'iniziativa di Romeo e le parole di Fontana potrebbero imprimere un'accelerazione, ma Salvini finora non ha raccolto e anzi ha fatto capire di non avere nessuna intenzione di apportare cambiamenti, bla bla bla, sì ci crediamo, come no. È chiaro che qualcosa si sta muovendo all'interno della Lega e soprattutto per i territori. Giro a pagina, sono ancora sul Corriere perché è arrivata un'altra lista stupri. Questa volta a Lucca, liceo scientifico, l'elenco con i nomi di 2 ragazze, solo 2, cavolo, una ha denunciato, indaga la polizia, gli studenti, abominevole, pagina 24 del Corriere, una lista stupri con i nomi di 2 ragazze scritta con pennarello nero sul muro di un bagno maschile del liceo scientifico Vallisneri di Lucca, così come è accaduto pochi giorni fa in un altro liceo, il Giulio Cesare di Roma, un evidente tentativo di emulazione da parte di mani al momento anonime, ma che ieri ha creato rabbia e sconcerto in quello che è uno dei più importanti istituti superiori della città toscana. Certo, ne parli e lo fanno anche gli altri. È quello che dico io, a volte certe notizie è meglio non darle, punto di domanda. Sono domande che vi faccio, cari ascoltatori, e voi stessi potete rispondermi al volo inviando un WhatsApp al 340 6709 659, mentre il Fatto Quotidiano mette in prima pagina Matteo Salvini con il sindaco di Milano insieme, anche se è un fotomontaggio perché raramente sono così vicini, ma per il Fatto Quotidiano lo sono, e come? Perché? Perché titola Salvini tramuta in legge gli abusi edilizi di Milano, proprio quello che chiedeva il PD un po' di tempo fa. Grattacieli liberi, oggi in Consiglio dei Ministri il DDL delega colpo di spugna, Sala e i suoi fratelli, insieme ai nuovi condoni, solite semplificazioni per politici e palazzinari, santificazione degli iter in deroga, modello Sala, e regali a chi costruisce senza titolo abilitativo. Di cosa parla il Fatto Quotidiano? Ci arriviamo tra poco, tranquilli, non leggendo il Fatto Quotidiano, naturalmente. Vado sul Giornale, così siete contenti, che oggi intervista Zuppi, allegria. Bene il governo, la CEI non fa opposizione. E Zuppi si è svegliato bene questa mattina. Ma il Giornale in prima pagina mette anche la strategia dei violenti, il piano anti-Meloni, botte alla polizia per darle la colpa. Un ex sindacalista svela il disegno e Conte punta tutto sul partito islamico. Alta tensione a Genova per il presidio degli ex lavoratori Ilva. Le proteste però assumono sempre più
una strategia politica extraparlamentare. Grondona della FIOM dice: non abbiamo paura, così diranno che il governo mena gli operai. Una fonte rivela: sì, vogliono ottenere scene a favore di telecamere. I consigli che il Viminale invia alle forze dell'ordine durante le manifestazioni di piazza per evitare complicazioni: contenere senza cadere nelle provocazioni. Tra i richiami in prima pagina, la vittoria italiana sulla questione immigrazione. È arrivato il primo sì dell'Unione Europea ai paesi sicuri. Ecco la lista. Il balletto Lega Fratelli d'Italia sulle armi. Trump, Putin vorrebbe la pace, la guerra in Ucraina, ci arriviamo tra poco. L'euroscandalo sugli appalti, i guai di Mogherini e Sannino, ma non fatevi arrestare in Belgio, scrive oggi Stefano Zurlo sul quotidiano Il Giornale. L'intervista con Matteo Zuppi di Nico Spuntoni a pagina 4. Bene il governo per le misure sugli oratori, sarò ad Atreju. Anche lui, ragazzi, la CEI non è opposizione, parla Matteo Zuppi, presidente dei vescovi italiani. Il presepe è parte della tradizione del nostro paese, toglierlo non serve al dialogo, lavoro sempre per aiutare i bimbi di Kiev. Paginone con l'intervista a Matteo Zuppi oggi sul quotidiano Il Giornale. Anche lui sarà ad Atreju e mi dicono che Rai 1, scusate, Telemeloni, farà proprio la diretta per 2 settimane, ogni sera in prima serata dalle 20:30, la diretta dal palco di Atreo. Ci saranno nani, ballerine, di tutto. Di politica mi pare che non si parli. Dai, sto scherzando, Però, insomma, ti dico, è tutta invidia, e lo diceva anche ieri il sottosegretario Morelli, tutta invidia che non c'è venuta a noi questa splendida idea di invitare cani e porci, no, personaggi famosissimi, ragazzi, sul palco che non c'entrano nulla con la politica. Visto che la Schlein non ci va, e che facciamo? Non invitiamo la Venier? È certo che la invitiamo. Si ride un pochettino in rassegna per non piangere, ma vi farò ridere e piangere tra pochissimo entrando all'interno del quotidiano Il Giornale. Il tempo della pubblicità, della canzone indipendente oggi molto sexy, si intitola La tazzina di caffè, tutta da ascoltare. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Ogni giorno migliaia di notizie ci raccontano i fatti che accadono in Italia e ogni giorno c'è una voce fuori dal coro. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, l'informazione che ribalta i luoghi comuni, una vera visione dei fatti, l'Italia vista da sud. Ogni siciliano che vive in Italia e nel mondo è una risorsa, è protagonista della crescita della nostra nazione. Dai forza alla crescita della nostra isola, abbonandoti al QDS digitale più archivio a soli 99 euro anno. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, una scelta di valore. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. Ciclonico sull'Italia comporta condizioni di spiccata instabilità su diverse regioni. Nella prima parte della giornata ci attende maltempo al sud a causa di un vortice depressionario con fenomeni anche forti. Tempo piovoso anche al nord-ovest sulla Sardegna e sulla Toscana. Andrà meglio altrove. Nel pomeriggio poche variazioni con rischio di nubifragi al sud, specie sui settori adriatici. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli come sempre c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano. Avete ascoltato Le previsioni del giorno. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Cari amici, care scette, cari siure, cari tutti di Radio Libertà, Alberto Acerbis è qua anche stamattina. Non dimentichiamo l'olio però, cioè confezione di Natale è una cosa che inizia e finisce, numero chiuso, perché tu devi regalare qualcosa che non è che poi a Santo Stefano vedi il
con panettone che ti regalano se prendi le calze, detti anche scalfarì, cioè cerchiamo di capirci, cioè parliamo di un regalo particolare che fa davvero la differenza né la qualità dei prodotti né come viene presentato. Detto questo, stiamo raccogliendo le olive ancora per 20 giorni, l'olio nuovo è pronto. Mio nonno in questo periodo mi diceva: Alberto, vecchè Alberto, l'olio bulvo è sempre a galla, in francese. In italiano: Alberto, vieni qua, l'olio buono viene sempre a galla. Quindi se volete le 6 bottiglie per dicembre, ma ne ho ancora 2, ne ho ancora una, aspetto, vediamo. Allora, guardate che noi roba di importazione no, quest'anno poche olive belle, poche, belle, olio meraviglioso, prezzo vecchio. Io dicembre e gennaio vi garantisco ancora questa roba, poi permettetemi a gennaio ne riparliamo. Se volete l'olio Acerbis, se lo pensate come un qualcosa di diverso, a parte che con 6 bottiglie fai 6 regali, chiama 030 68 44 08 o visita olioacerbis.com e chiedi informazioni. Puoi parlare con me, con la Mira, se sono qua, chiedete di me, fate quello che volete, io sono qua, vi voglio bene, alla prossima. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Sono sveglio, dormo ancora, già di te sento il sapore, mi sveglierai come tu sola sai. Le mie dita scalderai, le mie labbra bacierai, non sei piena di te, tazzina di caffè. Sorsi neri, caldi, pieni, tu mi dai, sveglierai anche oggi il cuore, un banchetto senza te, è una luna senza il cielo, non dormirò, eppur ti sognerò. Sorsi neri, caldi, pieni, tu mi dai, sveglierai anche oggi il cuore, un banchetto senza te, è una luna senza il cielo, non dormirò, eppur ti sognerò.
Stupendo e anche un po' sexy il rito del caffè, salutando tutti gli amici che stanno aderendo a questo rito, ascoltando Sammy Varin da casa, ma anche giustamente se siete già in ufficio, è quasi ora del caffè, e mi state ascoltando con le cuffiette, voi non lo potete bere, quelli che stanno guidando in giro per l'Italia, e salutiamo camionisti e lavoratori che hanno scoperto che Radio Libertà nella banda DAB si ascolta in tutta Italia, ma ormai è così semplice collegare il vostro telefonino all'autoradio tramite Bluetooth. È una sciocchezza, non è difficile, lo dico per quelli che dicono e così se pestateglielo in mano a vostro figlio o vostro nipote in 10 secondi ve lo collega e ascoltate Radio Libertà dalla vostra autoradio. Buon caffè! Fidanza Jazz Combo hanno interpretato La tazzina di caffè, produzione propria, il lento e sensuale viaggio che si compie dal risveglio alla prima tazzina di caffè del mattino. Noi siamo già arrivati alla seconda o alla terza, tra poco è anche tempo di pasta asciutta. Alle 9 avremo la canzone cristiana, già mi chiedono quale pezzo trasmetterai, è un frate missionario laico. Tu dici, ma se è laico? No, non è frate, ma è missionario laico. Alle 9 ascolteremo Rino Martinez, che ha cantato anche pezzi abbastanza conosciuti negli anni 80-90 e poi si è convertito a questo tipo di musica, la Christian Music, che Sammy ogni giovedì alle 9 vi trasmette. Intanto trasmettiamo un po' di messaggi perché come al solito siete inviperiti, arrabbiati per questo, per quell'altro, ma il bello di questa radio, ragazzi, è il mio effetto c'è. 340-6709-659 se volete scrivere qualcosa a Sammy Varin. Lorenzo ci scrive: se si dovesse fare un processo per il peccato originale, chi credi che verrebbe indagato? Dei giudici come colpevole? Ovviamente Dio stesso, che ha creato il serpente tentatore. Viva le forze dell'ordine! Sì, caro Lorenzo, la notizia è proprio questa, è che i carabinieri che hanno inseguito Rami vengono indagati e chiaramente verranno condannati. Carabinieri a processo, una vergogna. Vorrei fossero diffusi i nomi dei magistrati che l'hanno deciso. Sono indegni, dovrebbero essere messi alla gogna. Non esageriamo, però certamente, come vedete, diciamo che l'Italia è in mano a giudici e magistrati, è inutile girarci intorno. Magistrati al muro, vedete, poi questo si dà in mano al popolo, no? Una cosa, un microfono e dopo addio. Infatti è una delle cose che mi piacerebbe più fare, è andare in centro Milano e dare in mano il microfono a questo o a quell'altro che mi passano davanti. Ne sentireste delle belle. Ci vorrebbe anche il traduttore probabilmente, perché non sarebbero tutte in italiano. Questa notizia dei carabinieri fa il paio con il gioielliere, adesso la vediamo, e con lui molti altri, condannato perché ha sparato ai delinquenti. Fortunatamente io ho l'orto dove seppellirli. Chiaramente parlava del gattino morto e succede a tutti noi ed è una delle cose più belle che si possa fare quando ti muore un animale. Se hai un pezzetto di terra, un piccolo giardinetto, lasciarlo lì con te per sempre. Buongiorno, come non dar ragione a Marco? Questa rassegna stampa è una cagata pazzesca, su un'ora e mezza di trasmissione, sì e no, ci sono 30 minuti di notizie stampa, Bravo Gino, bravo, assolutamente, resta con noi. Perché non incriminare anche chi ha installato il palo? Quello su cui si è schiantato Rami non si sarebbe schiantato. Assurdi questi magistrati. E ancora, facciamo il punto. Il caso di omicidio o altra aggressione viene ritenuto un attenuante. L'incapace di intendere e di volere, quando per pericolosità nessuna attenuante di pena dovrebbe essere concessa. Certamente più pericoloso per la comunità una persona che uccide chiunque senza conoscerla e quindi colpisce vittima impreparata rispetto a chi ha di verbi e motivi per colpire un preciso altro. Si capisce o no? No, non si capisce. Vergogna che una come Albanese rappresenti l'Italia all'ONU. Mi dite come ha fatto e chi l'ha appoggiata a tale incarico dopo l'esperienza negativa della Boldrini? Fate chiarezza
e l'Italia faccia passi necessari a farla decadere. Stiamo facendo i passi necessari? Bah. Non capisco se dopo aver avuto uno stop dai carabinieri questi scappano e vengono in seguito inseguiti con purtroppo un grave incidente, la colpa è dei carabinieri? Ma se si sarebbero fermati tutto ciò non sarebbe successo, ma la colpa viene data ai carabinieri? Qualcosa non quadra. Cara Clara, ma c'è anche la vicenda del filmato cancellato, hai capito, che ha complicato la situazione. Zuppi? Se c'è Zuppi, allora ci sarà anche Casarin. Ehi, sarebbe un colpo di scena, eh. Comunque ve l'ho detto, diretta ogni sera su Rai 1, assolutamente in prima serata per questa Sanremo politica che si preannuncia interessantissima. Zuppi, per amor di Dio, stai a casa, scrive Pietro. No, lo vogliamo ad Atreju. Riforma della magistratura a tutta forza, Silvio da Torino. Questi sono solo alcuni dei tanti messaggi che mi stanno arrivando a pioggia al 340 6709 659. Continuate a scrivere che io leggo, così come leggo il quotidiano Il Giornale. Mogherini e Sannino liberi, non c'è pericolo di fuga, ma gli appalti li inguaiano. In taglio basso, anche oggi, si intervista chi questa cosa la presagiva. Non proprio questa cosa, ma aveva capito che c'era qualcosa che non andava nel personaggio. Pagina 6 del quotidiano Il Giornale. 5 anni fa denunciai le anomalie, irregolarità nella nomina a rettore. Paolo Borchia è eurodeputato della Lega, cioè non aveva un curriculum adeguato. Il vero problema, scrive il quotidiano Il Giornale intervistando Paolo Borchia, è la mancanza di trasparenza che all'interno degli uffici dell'Unione Europea è emersa in questi anni sotto diversi profili. Il caso Mogherini ha le sue radici proprio in quella opacità delle procedure. Paolo Borchia, eurodeputato della Lega, che già 5 anni fa, in piena emergenza Covid, denunciò ai vertici del Collegio d'Europa l'anomalia della nomina di Federica Mogherini, ex ministro degli esteri italiana, a rettore del collegio. E l'intervista la trovate tranquillamente sul quotidiano Il Giornale. Non fatevi arrestare in Belgio, a pagina 7. Usano metodi inquisitori, niente parità, accusa difesa. Stefano Zurlo sul Giornale. Le indagini si possono prorogare a oltranza, come è avvenuto col Qatargate. Altro che modello Poirot. Il fermo è durato il tempo necessario per mettere in moto la macchina della gogna. Federica Mogherini e Stefano Sannino sono già liberi, ma inseguiti dalla coda lunga e velenosa delle accuse e dei sospetti. Come si difenderanno? Ce lo spiega Zurlo oggi a pagina 6 del quotidiano Il Giornale. Arrivano anche buone notizie in questa valle di lacrime. Sì, questa sicuramente è un primo sì interessante sul fronte migranti. Dall'Unione Europea, primo sì alla lista dei paesi sicuri. Nell'elenco dei 7 stati anche Tunisia e Marocco, ora rimpatri più rapidi, asse PPE destre, ira della Salis. Il diritto europeo, scrive Felice Manti, riscrive la giurisprudenza creativa in materia di immigrazione. La sinistra e le ONG rosicano. La maggioranza esulta per la decisione di Bruxelles, 39 sì, 25 contrari, 8 astensioni, di approvare una lista di paesi sicuri a cui negare, sostanzialmente di default, la possibilità di chiedere asilo politico in Europa. La decisione della Commissione per le libertà civili del Parlamento europeo arriva grazie all'alleanza tra PPE e partiti di destra. L'elenco UE è in linea con la proposta della Commissione e con i paesi sicuri già individuato dall'Italia. Oltre a Bangladesh, Colombia, Egitto, Kosovo e India, ci sarebbero anche Marocco e Tunisia. Tutti paesi che vogliono aderire all'Unione Europea, come Albania e Montenegro del Nord, sono considerati sicuri, salvo circostanze specifiche come la violazione dei diritti e delle libertà fondamentali che porterebbero a un congelamento del processo, barabli barabla.
Qualcosa si muove? Lo chiedo a voi, ragazzi, siete ottimisti o pessimisti? Fatemi le carte. 340 6709 659. Assolutamente pessimisti se andate a pagina 14 del giornale, perché la sentenza d'appello sulla rapina del 2021 a Grinzan Cavour, Torino, dice che si becca 14 anni il gioielliere. Perché uccise 2 ladri, ridotta la condanna dai 17 anni di primo grado. Oh, come sono stati gentili. L'imputato, giudici senza coraggio. Maria Sorbi sul giornale, pensare che la vittima sono io, invece mi hanno condannato. Il gioielliere Mario Ruggero, 71 anni, sparò a 2 rapinatori che assalirono il suo negozio a Grinzan Cavour in provincia di Cuneo, è stato condannato per duplice omicidio colposo. In appello gli hanno dato 14 anni e 9 mesi di pena, con uno sconto di 3 anni rispetto alla condanna di primo grado che era stata di 17, ma pur sempre di condanna si tratta. Lui non si dà pace, continua a professarsi vittima e non colpevole. Cosa avrei dovuto fare? È stata legittima difesa. Se il rapinatore non avesse alzato l'arma non avrei sparato. Le vere vittime siamo noi. Nessuno dei familiari dei rapinatori ha chiesto scusa per avere un figlio degenere. Articolone quest'oggi sul quotidiano Il Giornale, che è quello che dà più spazio a questa bruttissima notizia, e chiaramente c'è anche il pensiero di Matteo Salvini, da sempre in prima linea per sostenere il diritto alla legittima difesa. Gli ha scritto per esprimere solidarietà a nome di tutta la Lega. Come si può condannare al carcere chi si è difeso dall'assalto dei criminali? Un abbraccio a Mario e alla sua famiglia, determinati a rendere ancora più chiara la legge che garantisce la legittima difesa alle persone per bene. Oggi sul quotidiano Il Giornale si parla anche di un'altra bruttissima notizia. Dopo anni di botte perdona il marito, lui la massacra in camera da letto. E poi a pagina 18 le degenerazioni della cultura woke, ormai è una cosa quotidiana, e c'è il motivo per cui Sammy Varin ogni giorno vi trasmette una canzone che vi porta al Natale. Oggi alle 9, tra 10 minuti, avremo un pezzo di musica cristiana, Christian Music, ma ogni mattina, anche negli altri giorni, io vi trasmetto una canzone che ci porta lo spirito del Natale, perché qualcuno ce lo vuole togliere e sarà definitiva questa cosa, ormai non abbiamo più speranza. Siamo sul Giornale, che per fortuna porta avanti il Presepe Pride. A pagina 18 c'è un'altra figura, lo Zampognaro, da ritagliare. Chiaro, vi dovete comprare la versione cartacea. Il politicamente corretto non cancelli i nostri simboli. Scrive oggi il Giornale, che ogni giorno vi regala appunto una statuina del presepio. Gesù sfrattato dal canto di Natale e Salis si converte, farà il presepe. In una scuola censurato il testo natalizio, il sindaco di Genova replica le accuse, dice che non è vero niente, ma no, ve lo faccio, eccetera, eccetera. Ah beh, dice, ci crediamo? Fatemi un giro nel comune di Genova, per favore. Alcune maestre mi avevano detto che avrebbero preferito parlare di pace e non di Gesù, per rispettare tutti, però mi sono opposto, dice il preside di una scuola. Dove siamo? Dove siamo? A Castel Goffredo, in provincia di Mantova. Il Salvatore è stato censurato, cancellato dai cori di Natale, proprio così. Avete in mente quella canzoncina dello Zecchino d'Oro, Buon Natale in allegria? Nel ritorno i bambini, quelli non di Castel Goffredo, cantano con gioia, subrindiamo, festeggiamo, questo è il giorno di Gesù. E al posto di Gesù i bambini delle quinte classi il 12 dicembre dovranno cantare subrindiamo, festeggiamo, fallo insieme a chi vuoi tu. Mi dite qualcosa per favore, non state lì a guardare quel cazzo di radio, 340 6709 659. Mi dite qualcosa per favore?
A denunciare l'accaduto anche Silvia Sardone, vice segretaria della Lega, che parla di una deriva allucinante, un'epidemia folle. Questa è la vera epidemia, ragazzi, che coinvolge tutta Italia e non solo l'Italia. Invece di unire, il Natale divide. E ricordiamo a Genova il presepe sfrattato dal comune che ha creato non pochi problemi al sindaco Silvia Salis, che d'altronde adesso rieduca i vostri bambini già di 3 anni. E quindi che cosa gli mettiamo a fare il presepio, ragazzi miei? Se lo facciamo gender, mi sembra il minimo. Mi fermo ragazzi, perché fa male al cuore di Sammy Varin questo articolo, ma oggi il giornale è potente, pagina 18, assolutamente da leggere, così come, ragazzi miei, nelle ultime pagine del giornale, per fortuna, si parla di sci. So che molti di voi hanno prenotato, pagandolo interi stipendi, il weekend di montagna. Ci sta questo weekend perché lunedì le Saint-Ambreuse, vacanza a Milano, ma certamente, e comunque ci sono quei giorni importanti, tradizionali per noi italiani, e addirittura sotto Natale minimo si spende un occhio, anzi 2 occhi della testa, ma ve ne andate lo stesso. Bene, pagina 25 e 24, il quotidiano Il Giornale vi parla della stagione di sci. Sciare dall'alba fino a sotto le stelle, e ci sono persino le lezioni gratuite a San Martino di Castrozza, a Madonna di Campiglio, e rifugi, funivie e cabinovie. Il futuro corre sui cavi all'avanguardia. Siamo in Val di Fassa, se volete qualche idea. 2 paginoni per farvi sciare, e costa anche lo ski pass, ragazzi miei, altri 2 occhi che partono. Ci fermiamo. C'è qui Parlamento, c'è Bergesio che parla di Made in Italy, ma ritorniamo tra pochissimo con la Christian Music. Qui Parlamento. Grazie Presidente, signor Ministro. Oggi noi discutiamo di un provvedimento che non nasce dal nulla, nasce dalla necessità di rimediare ad anni di immobilismo, soprattutto da parte di coloro che hanno sempre proclamato di difendere il Made in Italy, ma che nei fatti hanno purtroppo lasciato crescere indisturbato un mercato parallelo nel nostro paese, di frodi, di irregolarità, di infiltrazioni criminali. Noi oggi stiamo facendo ciò che altri non hanno mai avuto il coraggio di fare. Il nostro patrimonio agroalimentare vale oltre 65 miliardi di euro di export all'anno e genera, compreso anche l'indotto, oltre il 15% del prodotto interno lordo del paese. È una forza economica, culturale e sociale, ma negli ultimi anni, mentre le nostre eccellenze crescevano nel mondo, le frodi alimentari purtroppo sono anche cresciute. Un business criminale che vale oltre 24 miliardi di euro annui. E dove erano quelli che ora sono contrari a questo tipo di provvedimento? Noi con questo disegno di legge in esame diamo una risposta agli imprenditori, alle famiglie, ai consumatori, a coloro che se lo aspettavano da tempo. Introduciamo un sistema sanzionatorio moderno, efficace e capace di colpire la criminalità organizzata che vede nel settore agroalimentare un terreno di conquista. Partiamo dall'inasprimento delle pene e l'aggiornamento dei reati agroalimentari. Introduciamo fattispecie come il commercio di alimenti con segni mendaci e l'agropirateria, interventi che servivano da tanto tempo e che non sono mai stati portati all'attenzione di quest'Aula. È previsto anche un rafforzamento della tracciabilità alimentare. Per anni si è detto che la sicurezza dei consumatori è stata una priorità, era una priorità, ma le sanzioni erano talmente basse da essere considerate un costo d'impresa dei furbi. Noi alziamo queste sanzioni, rendiamo il sistema trasparente e finalmente funzionale. La differenza è semplice, interveniamo in un settore strategico e fondamentale che tutela anche la salute dei nostri cittadini. Credo che sia fondamentale la difesa del settore lattiero-caseario. Le sanzioni per l'uso improprio delle denominazioni latte o dei prodotti caseari sono state implementate, con possibilità di applicare il 3% del fatturato dell'azienda, fino a un massimo di 100.000 euro. Una misura forte, chiara, netta.
anche qui strategica per difendere coloro che lavorano e che producono bene. Prevediamo anche la tutela della filiera della mozzarella di bufala campana, un'eccellenza che vale 1,3 miliardi nel nostro paese. Istituiamo il registro unico delle movimentazioni del latte di bufale e si finanzia un piano straordinario di controlli. Un controllo capillare su stalle, caseifici, trasportatori, strutture di stoccaggio, che non deve spaventare nessuno. È un controllo che serve per tutelare il prodotto, l'agricoltore, l'allevatore serio e il consumatore diretto. Parliamo della difesa di una filiera strategica che altri hanno sempre citato nei convegni, ma senza mai dare strumenti reali per proteggerla. Noi la difendiamo con atti concreti. È strategico anche il coordinamento, finalmente, il coordinamento nazionale dei controlli. Per anni ogni ente ha lavorato per conto proprio, senza una regia comune, con ritardi, inefficienze, sovrapposizioni di costi e di personale. Finalmente istituiamo la cabina di regia che mette insieme l'ICQRF, i carabinieri, la Guardia di Finanza, la Guardia Costiera, le dogane, Agea, Polizia di Stato, Vigili del Fuoco. Questo è quello che serve, essere coordinati, non troppi controlli da parte di enti diversi, ma un controllo fatto bene e con un coordinamento degli enti preposti. Il provvedimento interviene anche sulla pesca marittima, settore da 3 miliardi di euro, aggiornando sanzioni, procedure in modo serio e moderno. E anche qui recuperiamo anni di ritardi accumulati. E tutto questo senza nuovi costi per lo Stato, perché il provvedimento rispetta la clausola di invarianza finanziaria. Non possiamo ignorare un altro nodo politico fondamentale, signor Ministro. L'Europa, così come oggi troppo spesso non tutela il Made in Italy, anzi lo soffoca. La nuova politica agricola comune, lei lo sa bene, ed è un paladino della difesa dei nostri diritti, dei nostri agricoltori, avrebbe dovuto sostenere i nostri agricoltori. Si è trasformato in un labirinto burocratico che finisce per penalizzare proprio chi produce qualità. Mentre i nostri imprenditori devono districarsi tra vincoli, algoritmi, regolamenti pensati in uffici e non a coltivare la terra e non a allevare gli animali, altri paesi fanno il minimo indispensabile e continuano indisturbati a non dare il mercato di prodotti che non rispettano i nostri standard. E questo è inaccettabile. Che le istituzioni pretendano tagli, riduzioni di superfici coltivabili, limiti produttivi che di fatto stanno mettendo in ginocchio migliaia di aziende. L'Italia non può essere trattata come il problema, quando invece noi siamo la soluzione per il cibo sano, il cibo genuino, per una cucina straordinariamente importante. Abbiamo il cibo più sicuro, più tracciato, più controllato d'Europa. E allora il Made in Italy non può essere sacrificato sull'altare dell'ideologia europea. Questo provvedimento, signor Ministro, è più di una riforma, un cambio di passo, la dimostrazione che quando governano persone, ministri e parlamenti che sono maggioranze capaci, siamo a tutela dei produttori e dei cittadini italiani. Con questo provvedimento oggi facciamo ordine, puniamo quelle che sono le frodi, bisogna avere il coraggio di dirlo, difendiamo gli allevatori onesti, tuteliamo il prestigio dei nostri prodotti nel mondo e proteggiamo i consumatori. E lo dico chiaramente, il Made in Italy non si protegge con le dichiarazioni, ma con i fatti. E noi qui li stiamo facendo. E purtroppo chi non l'ha mai fatto finora non può che prendere atto di questa situazione. Andiamo avanti a difesa delle imprese oneste, a difesa dei nostri allevatori italiani onesti, di una filiera straordinaria, la filiera agroalimentare italiana, e soprattutto prendiamo atto che i nostri prodotti hanno un'unicità al mondo e pertanto vanno difesi e salvaguardati sempre. Grazie Presidente, grazie signor Ministro. Qui Parlamento. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Affamati di pace, lì dove non c'è più luce, dove bambini piangono con voce rotte, quegli occhi ormai spenti non respirano più. Se guardi Gaza che brucia, ci sono solo macerie,
Madri che piangono lacrime amare in quell'ultimo abbraccio di sole, non li vedranno mai più. E non sorridono più, no, non giocano più, l'indifferenza uccide ogni speranza, aiutiamoli senza indugio e senza paura, la vita non è un gioco, basta, basta. Noi siamo qui spettatori, assuefatti agli orrori. Che ne sarà del futuro di quegli occhi innocenti inghiottiti nel buio? Facciamo finta di niente, pensa se fosse tuo figlio dentro quell'urido inferno. A Gaza non c'è più vita, cosa stiamo aspettando? È già tutto chiaro, la fine del mondo. Forse il vento sta cambiando, tanta gente sta pregando, una luce sta arrivando, Gaza vive e vive il mondo. E non sorridono più, no, non giocano più, l'indifferenza uccide ogni speranza, aiutiamoli senza indugio e senza paura, la vita qui rinasce, basta, basta, siamo tutti in emergenza. Umanità, restiamo uniti e in umiltà seminiamo la pace. No war, only peace. No war, only peace. Pace, pace. Questo vento sta soffiando, tanta gente sta pregando, una luce sta arrivando, Gaza vive e vive il mondo. Questo vento sta soffiando, tanta gente sta pregando, una luce sta arrivando, Gaza vive e vive il mondo. Affamati di pace. Hai capito bene, affamati di pace, la canzone di Christian Music di questo giovedì. Ogni giovedì alle 9 io mando un pezzo di Christian Music. Lui è un missionario laico, Rino Martinez. Pensate che ha cominciato con le sigle dei cartoni animati, poi si è dato all'impegno sociale, al volontariato, ed ecco il suo ultimo pezzo, Affamati di pace, ma lo scopriremo nelle prossime settimane con altre canzoni. 5 minuti dopo le 9 del mattino, buongiorno Sammy Varin, la nostra rassegna stampa molto discorsiva, molto aperta anche ai vostri messaggi al 340-6709-659, proprio per questo che giustamente mi scrivono quelli che sono abituati alla rassegna stampa di Radio 24 o di Radio Popolare o di Radio Radicale e gli sembra una roba strana, ma è chiaro. Questo è un format che non esiste da nessuna parte, una rassegna stampa così nessuno osa farla, solo io. Perché? Perché me l'hanno data in mano e io non sono uno da rassegna stampa e gliel'ho spiegato bene qui ai nostri capi, gli ho detto ragazzi, e loro hanno insistito, falla come la sai fare tu. Ed eccomi qua. Viva la tua rassegna stampa! Meno male che c'è Carmen, ragazzi, la amiamo. Non pensi che anche noi cittadini dobbiamo dimostrare il buonsenso che i giudici hanno perso, magari raccogliendo firme? È vero, Carmen, è vero, penso che si siano fatte sui soliti siti e che poi questi prendono le decisioni che vogliono. Questi magistrati dovrebbero loro essere condannati per alto tradimento, ci scrive Luca da Viterbo. Grazie Luca. Perché non sono resi pubblici i nomi dei giudici che emanano sentenze? È proibito? Sammy, ma il tipo che dice che la tua rassegna fa cagare, l'hai per caso costretto tu ad ascoltarla o può girare radio? Ma noi
lo amiamo. Guarda che l'ha scritto davvero, grandi i nostri ascoltatori. Lo amiamo, se non lo doveste sapere, è l'incipit della pubblicità di Acerbis, l'olio extravergine di oliva, che ormai è in onda da decenni su questa frequenza, e quindi lo amiamo certamente anche Alberto Acerbis, che avremo in diretta domani, perché il martedì e il venerdì Alberto Acerbis alle 9 entra in onda con noi. Mio nonno fece il Piave per salvare questa nazione. Siamo diventati una vergogna, chi non ama più la propria patria. Buongiorno, a me piacerebbe che il clero tutto e il Vaticano condannasse pubblicamente questa blasfemia sul Natale. Chiediamo al Santo Bambino di rafforzare sempre più la nostra debole fede e alla Chiesa di alzare la voce a difesa del suo popolo di fedeli. E a chi propone presepi rispettosi delle altre fedi, organizzi un Luna Park, farebbe più bella figura. Mi chiedo perché costruiscano questi presepi farsa. Sarebbe come agghindare loro stessi, promotori come dei grandi pagliacci che in fondo lo sono. Aspettando il Natale, prepariamo il presepe e chiaramente in questo weekend ci tocca presepe o albero di Natale, decidete voi. Ancora WhatsApp al 340 6709 659. A proposito di Natale e presepi, ma la CEI e Company cosa dicono? Sempre più molli anche sulle questioni granitiche della nostra cristianità. Già in chiesa ci vanno 4 gatti, sema post. Chi non vuole il Natale il 25 dicembre, che sarà giovedì, deve andare a lavorare come tutti i giorni di festività cristiane. Ponti compresi, altro che feste dell'inverno, delle luci, della pace. A proposito, noi di Radio Libertà vi stiamo preparando una super programmazione natalizia e vi dico una cosa che non sapete, forse la sanno i nostri registi, dalla faccia mi sa di sì. Santo Stefano sono in diretta, ok? L'ho detto, ho fatto fatica, ma Santo Stefano sono in diretta, assolutamente sì, l'ho voluto io, li amiamo i nostri registi che saranno qui presenti a farmi regia dalle 7:30 in poi, senza quotidiani. Sì, ma che cazzo faccio senza quotidiani alle 7:30 di Santo Stefano? Fa niente, io ci sono, lo voglio, lo amiamo. Santo Stefano con Sammy Varin, 7:30, 10:30, sono in diretta. Poi arriva Antonino Danna, saremo in bella compagnia. Vado, va bene la canzone per i bambini di Gaza, ma i bambini decapitati e bruciati o fatti saltare con le bombe a mano di Hamas. Ricordiamoci che i bambini palestinesi vengono indottrinati all'odio nei confronti degli ebrei. Vero Walter? Certo, come diceva quel signore simpatico, mi devi spiegare il significato di bambino, cosa si intende per bambino? È chiaro se gli danno in mano i fucili e i mitragliatori a 10 anni, sono cose che fanno pensare. C'è anche un audio, sentiamolo, su cursore. Ciao Sammy, Ciao. sono Walter. Questi qui che tolgono Gesù dalle canzoncine sono talmente ignoranti che pensano di fare un favore o di rispettare gli islamici. A parte che non è quello che vogliono gli islamici, ma per gli islamici Gesù era uno dei maggiori profeti del loro Dio Allah. Quindi per i musulmani Gesù è una figura importante, riconosciuta, così come quella della nostra Vergine Maria. Quindi questi ignoranti come le capre non le rispetto troppo, queste persone ignoranti sono proprio ignoranti nel senso letterale della parola. Non se ne può più. Ciao, sono Walter. Comunque rimanda la canzoncina di mio nipote Marcel che ci tira sul morale. Ah, è vero. Sì. Per fortuna che c'è qualcuno che impara le canzoncine di Natale. Sentiamo il nipote Walter, il nipote di Walter. Sentilo. Mettiti lì. Giù, vieni. Cosa? Giù qua, cantala. Che così almeno ce la lamentiamo anche dopo col papà. Yeti triunfantes venite in me naturidade
Angelorum Venite adoremus, venite adoremus, Aminus. Bene, questo pezzo verrà mandato in loop per tutto il giorno, ok? Assolutamente. Giorno di Natale non vi ho detto cosa andrà in onda. Andrà in onda questo pezzo cantato da un bambino piccolo piccolo, e forse trovi anche questo in redazione, Simone 2. Cerchi in redazione Sammy, Elia e Tabata e probabilmente trovi le loro voci che fanno gli auguri di Natale, secondo me. Prova a sentirlo in preascolto e magari è qualcosa di interessante. Mi fermo, sono di corsa, lo so, abbiamo perso tanto tempo quest'oggi, me lo avete rimproverato, bravi bastardi. La Stampa quest'oggi, perché mette la Lega in prima pagina, la Lega, restituiamo i beni presi ai russi. Dopo il no BCE, l'Unione Europea insiste sull'uso degli asset sequestrati, stop totale al gas di Mosca, bluff di Putin sia la pace ma sui territori pone condizioni inaccettabili, ma soprattutto la Lega dice restituiamo i beni presi ai russi. Notizione, secondo il quotidiano La Stampa, adesso ci arriviamo. Di spalla c'è la scuola gender, certo ragazzi, oggi alle 11 sentiamo Rossano Sasso, lezioni di sesso, il PD così è inutile, Valditara, bugie, sì al consenso informato preventivo. Incassato il via libera al DDL sul consenso informato della Camera, il ministro dell'istruzione Valditara ora spera che l'iter in Senato sia veloce, ma le opposizioni sono critiche. Questa mattina alle 11 arriva Rossano Sasso, che è uno di quelli che ci crede, ci ha scritto anche un libro, Il gender esiste, giù le mani dai nostri figli, bellissimo regalo di Natale. Vi spiegheremo che cosa si è deciso. In centropagina sulla Stampa, intelligenza criminale. Caterina Soffici ci racconta di un video contro i profughi prodotto con l'intelligenza artificiale che ottiene miliardi di visualizzazioni su TikTok. Poi c'è anche Fini, naturalmente. Anche io ad Atreju sono commosso. Chiaramente, signori, l'avete sentito, ci sarà diretta su Telemeloni ogni sera, il Sanremo di Fratelli d'Italia sarà in diretta cosmica su ogni TV. Sto scherzando, dai, rido un po', ma la nostra è tutta invidia, perché noi facciamo Pontida parlando, speriamo, di buona politica, e invece Fratelli d'Italia, visto che non ci va la slime, ha detto ma invitiamo anche la Venier, invitiamo ballerini, cantanti, ma anche persone che giustamente non c'entrano niente con la politica, e che magari non votano neanche Fratelli d'Italia. Però è interessante questa cosettina, ve lo dico da comunicatore, ecco, è molto interessante per cercare di avvicinare più gente alla politica. Quei fondi vanno ridati a Mosca. Pagina 5 della Stampa. La Lega fa muro su armi e aiuti. È un retroscena quello di Federico Capurso, ma interessante, anche se la Meloni dice il supporto militare sarà rinnovato, c'è tempo fino al 31 dicembre, la Lega non molla. Matteo Salvini ha dato al senatore Claudio Borghi, che abbiamo in diretta ogni martedì sera, responsabile economico del partito, il compito di dettare la linea su uno dei problemi che più stanno interrogando il fronte europeo, gli asset russi congelati da usare per la ricostruzione in Ucraina. E Borghi, parlando con la Stampa, ha le idee chiare. Se la BCE non vuole garantire dei prestiti al governo Zelensky, quegli asset non vanno toccati. Non intende dire che quei beni debbano restare congelati per sempre, al contrario, vanno restituiti a Mosca. Esattamente l'opposto dunque di quel che sta provando a fare la Commissione europea guidata dalla von der Leyen. Tutto da leggere, chiaramente,
nonostante sia un retroscena, pagina 5 del quotidiano La Stampa. Col cavolo che ve lo leggo, so che siete lì ad aspettare. No, e io vi metto sul tavolo le cose, ragazzi. No, e se no non ve ne comprate neanche uno di giornale. Corruzione UE, spunta la talpa dal monte, Mongherini e Sannino rilasciati, agito con spirito di servizio. Ma pagina 6 della Stampa, a denti stretti si parla anche di Qatar Gate, immunità revocata per Moretti, che si dice amareggiata ma confida nell'aula. E poi vai a pagina 10, educazione sessuale solo dalle medie, opposizioni in piazza. Sì della Camera tra le polemiche per le ultime modifiche, servirà anche l'ok delle famiglie, ora la legge va in Senato, il DDL incassa l'approvazione delle organizzazioni pro vita e famiglia. L'Ashline è il contrario di quello che servirebbe al paese per contrastare la violenza di genere e per prevenirle. Maria Elena Boschi, se un padre violento dice che quel libro che parla di parità di genere non va bene, che facciamo? Non lo adottiamo? Risponderà ad esempio a queste critiche questa mattina alle 11 in diretta con noi l'onorevole Rossano Sasso, con l'intervista a Giuseppe Valditara, sempre sulla Stampa. Insegniamo il rispetto nelle relazioni, la violenza non si ferma con la fluidità, cioè praticamente vi dovranno avvertire, cari genitori, cari nonni, che arrivano in classe personaggi a fare educazione sessuale, perché con la scusa del rispetto, dell'affettività, ti arrivavano gay, lesbiche, transessuali, pansessuali, drag queen a spiegare che loro sì che sono bravi a educare voi bambini. Sono esagerazioni? Purtroppo no, perché lo sapete, nelle scuole ci entra praticamente solo la sinistra e la sinistra porta i propri improbabili rappresentanti. Valditara, intervistato oggi sulla Stampa, insegniamo rispetto nelle relazioni, la violenza non si ferma con la fluidità. I temi sull'identità di genere non possono essere oggetto di propaganda o indottrinamento. Paginone a pagina 10 sulla Stampa, ma pagina 11 c'è Gianfranco Fini, tornare ad Atreju mi commuove, la fiamma un problema del passato. Fini, uno dei pochi politici che saranno sul palco di Atreju, per il resto c'è spettacolo. Scherziamo. Uccise i ladri a Grinzane, 14 anni al gioielliere che dice la vera vittima sono io. E poi notizia che fa ancora più arrabbiare, caso Rami, 7 carabinieri a rischio processo nascosero l'urto tra i veicoli e il testimone. Avviso di chiusura indagine per falso ideologico, depistaggio e false informazioni ai PM. Ancora pericolosamente sulla Stampa, perché a pagina 16 c'è questo video fake anti-migranti, così l'intelligenza artificiale rende virale la propaganda razzista. Ma la nostra propaganda, chiaramente, di noi razzisti, miliardi di visualizzazioni per le immagini costruite per fini politici. Chiaramente non sappiamo di cosa stia parlando Caterina Soffici a pagina 16 del quotidiano La Stampa e dovete approfondire voi, cercatevi l'articolo. Nella pagina economica la manovra, stop della BCE sull'oro di Banca Italia, il Tesoro riscrive la norma, Francoforte critica l'emendamento di Fratelli d'Italia sulle riserve auree, il PD minaccia l'ostruzionismo a oltranza sui livelli essenziali della sanità. Di chi è l'oro degli italiani? Bella la domanda, caro Sammy Varin. E infine sulla Stampa la sanatoria, già, è quella delle polemiche, vuoi che non ci sia un'altra polemica? Arriva la riforma dell'edilizia di Salvini, sanatoria sugli abusi prima del 67. Ragazzi, 1967. Domani in Consiglio dei Ministri la legge delega sul nuovo testo unico del settore.
Dopo il decreto salva casa del 2024 varato per facilitare la correzione di lievi difformità, il ministro delle infrastrutture Matteo Salvini è riuscito a sbloccare la bozza del disegno di legge delega per la revisione del testo unico dell'edilizia, ferma da 2 mesi sul tavolo di Palazzo Chigi. Oggi il Consiglio dei Ministri dovrebbe finalmente approvare un provvedimento ampio e organico, dice il MIT, il cui cuore però batte per l'ennesima sanatoria proposta dal centrodestra. Siamo sulla stampa. Arriva infatti una corsia preferenziale per gli abusi definiti storici, quelli avvenuti prima della legge sull'urbanistica datata 1967. Gli obiettivi della delega vanno dalla semplificazione delle procedure alla digitalizzazione, dal superamento della frammentazione regionale al riordino dei titoli edilizi. L'intento è quello di superare le disparità nate a livello locale da legislazioni regionali differenti tra loro, di dare certezza alle norme e di prevenire anche il contenzioso costituzionale. Ma no, è una sanatoria e basta, così dice il quotidiano La Stampa. Giro sulla verità, eccola qua, l'Europa vuole l'oro degli italiani. Titolo principale, battaglia sulle nostre riserve, terze al mondo dopo quelle di USA e Germania. Le 2.452 tonnellate d'oro sono detenute dalla Banca d'Italia, che però ovviamente non le possiede, le gestisce per conto del popolo. La BCE ora si oppone al fatto che ciò venga specificato nel testo della manovra, che attende l'ultima formulazione del MEF. PD, ostruzionismo fino all'esercizio provvisorio, come chiedeva la toga della Corte dei Conti. Siamo sulla verità. 1 anno fa lo Stato mi ha portato via 2 figli, uno ha il tumore e non me lo fanno vedere. Patrizia Floder-Reiter racconta di questo bimbo di 9 anni che sta combattendo contro un tumore maligno senza poter avere la mamma al suo fianco. I sintomi del piccolo sarebbero stati trascurati per mesi, mentre sulla vita sua e del fratello di 10 anni si esercitava una violenza fatta di allontanamenti dalla madre, ritenuta troppo ostativa nei confronti dell'ex compagno, chiusure in comunità, affidamenti al padre di cui si sospettano abusi sessuali. Una brutta storia raccontata oggi dalla Verità, rifacendosi a una nota trasmissione televisiva. Passa la legge Valditara, opposizione unita solo nel dare la caccia ai bimbi da indottrinare. Posso aggiungere a Gianluca Paragone anche, oltre che da indottrinare, anche da adottare? Non solo la Mogherini, Dem nei guai, via l'immunità alla Moretti sul Qatargate. E poi il prezzo del gas cala del 13% grazie ai colloqui di pace, ma il green affossa la bolletta. Quotazioni abbattute in pieno inverno da quando le trattative si sono fatte serie. Per colpa di Ursula e company non ne beneficiamo. Siamo sul quotidiano La Verità ed eccolo qua, il paginone riservato al prezzo del gas che va giù grazie ai negoziati, ma per colpa del green la bolletta si alza. E ancora Cavo Dragone che frena sui cyberattacchi e Giorgia lo fulmina, misurare le parole. L'ammiraglio vede Tajani e precisa: quella atlantica resta un'alleanza difensiva. Intanto Meloni blinda il decreto per Kiev dicendo si farà, quindi daremo quelle cose all'Ucraina. Sì, ma cosa? Provvedimento rinviato per gli attriti con la Lega, però il Premier conferma la scadenza del 31 dicembre. Tuttavia la Meloni preferisce parlare di aiuti come, che so, i generatori elettrici anziché di armi. Sul tavolo c'è il lodo Romeo, proibire l'invio di missili a lungo raggio. Interessante l'articolo oggi sulla Verità di Alessandro Rico, perché parla anche di questa cosa che sarebbe avvenuto, ma è tutto segreto. Giro pagina, Mogherini rilasciata dopo 10 ore sotto torchio, Sannino molla l'incarico. Dall'altra Qatargate, Moretti perde l'immunità, la Gualmini invece se la tiene stretta. Tutti da leggere questi articoli come cosa. Dai, a pagina 8 ragazzi, prosegue l'inchiesta Striano, tutte le tracce dell'inchiesta Striano che portano dritto
al complotto Metropol. Già, si parla di Lega. Nelle carte di Roma e Perugia sugli spioni, la frenetica ricerca dei nomi legati alla macchinazione contro la Lega. Inutile dirvi, si parla ancora una volta di dossieraggi contro di noi. BCE a gamba tesa sul nostro oro, ma è del popolo? Non è del popolo, ma è di Banca Italia, ok? Ancora notizie, siamo ancora sul quotidiano La Verità e mi scuso con tutti voi che oggi fremavate per andare in diretta, ma non ce la facciamo altrimenti con la rassegna stampa. Figli tolti alla madre, uno ha un tumore, lei non può visitarlo, e sotto sinistra compatta sui bimbi, ma solo per indottrinarli, scrive oggi Gianluca Paragone sulla Verità. Il DDL Valditara passa alla Camera e l'opposizione, zitta sulla famiglia nel bosco, si scopre unita. Il leitmotiv dice che i genitori non sono all'altezza, già come nelle intercettazioni di Bibbiano, si diceva che sono molto più bravi genitori gay, lesbiche o transessuali a educare i nostri figli. L'Unione Europea alza i dazi a chi non riprende i migranti. Leggi qua, pagina 17, intesa per rivedere le agevolazioni commerciali ai paesi in via di sviluppo che bloccano il rimpatrio degli irregolari dall'Europa. Ma Ursula deve capire anche un'altra cosa. Le tariffe, a prescindere, proteggono i nostri agricoltori dalla concorrenza low cost. Se ne parla oggi a pagina 17 del quotidiano La Verità, che parla anche del ponte a pagina 19. Sono già 16.000 i candidati per lavorare al ponte, ma l'opera è ferma per lo stop dei giudici. Ciucci, la D dello Stretto di Messina, dice: dagli operai agli ingegneri in un mese migliaia di richieste. A breve le risposte alla Corte. Anche sulla Verità il riquadro. Autostrade dal 2026 rimborsi per i disagi da cantieri. Salvini, una misura a tutela dei cittadini. Tutto da leggere anche questo riquadro per voi che girate molto, macinate tanti chilometri e perdete troppo spesso troppo tempo. Ce ne andiamo? Lo facciamo? Sì, lo so, mi manca sempre, abbiamo sempre qualche cosa indietro. Ad esempio il Tempo, guarda la prima pagina del Tempo. Pesce e burka. Prosegue il viaggio tra degrado e desolazione nel grande mercato all'Esquilino, una casba dove c'è chi impreca e chi prega Allah a piedi nudi. Il caso Termini, sollevato dal Tempo, va in Parlamento. Ascoltato Cicalone, battaglia impari, loro sono senza le regole. Anche oggi potentissimo il quotidiano Il Tempo. Se abitate a Roma si parla del mercato Esquilino, ostaggio della casba, ma anche di censurano l'editore di estrema destra, ma stanno zitti su chi pubblica BR e Stalin. Si ritorna a parlare della fiera, più libri, più liberi, Zero Calcare non andrà. Oh, ma la fanno lo stesso, anche se Zero Calcare non ci va, per non mischiarsi con i nazisti. Eppure il Comune di Roma non parteciperà all'inaugurazione della Kermesse. Gli intellettuali di sinistra ignorano la Red Star, dalla campagna Piere 38 agli Antifa. Articolone di Cristian Campigli quest'oggi anche sul quotidiano Il Tempo, che poi parla a pagina 7 dello schiaffo dei PM ai carabinieri. 7 agenti a rischio processo sul caso Rami e Salvini che dice richiesta assurda. Educazione affettiva a scuola, arriva al delibera della Camera Valditara, norma equilibrata, e proprio di questo parleremo quando ritorniamo in onda alle ore 11 con Potere al Popolo. Arriverà l'onorevole Rossano Sasso. Sammy Varin si ferma, grazie a Simone 1, Simone 2 per la presenza, ma tranquilli, è proprio una minaccia. Ritorno questa mattina alle 11. Avete ascoltato